Buste paga leggere, anzi leggerissime, cresciute nel veneziano rispetto all'anno scorso di appena l'1,2%, meno dell'indice generale dei prezzi, salito quasi del 2%. È uno dei dati emersi dal rapporto lavoro e retribuzioni nella provincia di Venezia, promosso dalla Camera di Commercio, un'analisi spietata che mette in luce le difficoltà economiche tutt'oggi presenti. Il problema maggiore è la disoccupazione giovanile. L'altro problema è che le imprese, soprattutto le più piccole, stanno stressando, stanno arrivando alla fine delle loro risorse, sia economico ma anche umane. I piccoli imprenditori stanno pensando sempre di più, per dirle una parola molto realistica, stanno pensando di mollare, perché non vedono la fine del tunnel. Cosa chiedere dunque al governo? Al governo chiediamo buon senso, chiediamo meno burocrazia, chiediamo semplificazione. Sentendo alcuni relatori del convegno che abbiamo organizzato stamattina, non possiamo avere almeno 5 forme di assunzione per i nuovi lavoratori, apprendistato, contratti a termine, co-co-co, eccetera. Dobbiamo semplificare anche a livello di assunzione. I giovani dunque tra i più svantaggiati, con stipendi leggermente inferiori nel veneziano rispetto al resto del Veneto. Ma quanto guadagna in media un giovane? Un giovane neolaureato non guadagna molto, soprattutto se ha una laurea breve, se invece ha una laurea specialistica o la laurea di vecchio ordinamento, il suo stipendio può aggirarsi intorno ai 20-22 mila euro. Troppo poco per garantire l'autonomia finanziaria, e allora quand'è che si raggiunge l'indipendenza? Dopo i primi 4-5 anni lo stipendio anche per un giovane comincia ad essere, può raggiungere cifre intorno ai 24-25 mila euro e quindi cominciare a facilitare l'autosufficienza. Cifre modeste comunque. In ogni caso, tra i giovani chi sono i più pagati? In questo territorio sono più pagati nei servizi anziché nelle imprese industriali. Chiaramente sono un po' più pagati quelli che sono nella media grande impresa rispetto a quelle della piccola, però non va sottovalutato il fatto che nella piccola impresa un mestiere si impara molte volte, nella grande impresa si impara una porzione del lavoro e non magari bene il mestiere. Il problema comunque non riguarda solo le retribuzioni aumentate di più per i quadri e meno per impiegati operai, ma in generale la possibilità stessa di trovare un'occupazione. Dal 2008 sono stati 70.000 i posti di lavoro persi in Veneto, 10.000 solo in provincia di Venezia. Per poter consentire ai giovani di lavorare avremo ancora bisogno di un mercato di lavoro in espansione consistente, dal momento che le persone presenti in età adulta tendono a rimanere nel mercato del lavoro, c'è stata una crescita dell'occupazione femminile e quindi gli sbocchi e la creazione di posti di lavoro è ancora un tema di grande rilievo. Intanto anche la diffusione dei contratti atipici sta diventando fisiologica. L'inserimento avviene sempre attraverso il tempo determinato, il lavoro somministrato, l'apprendistato anche se l'apprendistato in questi ultimi 2 anni ha subito una contrazione consistente. Sta diventando fisiologico ovviamente che si approda al tempo indeterminato solo attraverso percorsi di lavoro a termine. Cosa chiedere dunque alle istituzioni? Un miracolo, la crescita economica, la crescita dei posti di lavoro, un impegno, una condivisione di un'analisi necessariamente preoccupata della situazione presente e l'obbligatorietà di uno sforzo comune.